Gaetano, allora, passiamo da Sandro Sipala al dessert, quindi a Roberto. Sì, con Roberto Donzella adesso ci propone un dessert molto particolare, con un miscuglio di dolce e salato, a quanto pare, dagli ingredienti che intravedo. Quindi vediamo un attimino, ce lo facciamo descrivere direttamente dal nostro carissimo amico Roberto. Abbiamo già visto nella precedente puntata. Sì, che abbiamo visto con altre preparazioni che ha elaborato nelle altre puntate. Sì. Benissimo, allora Roberto Donzella, ciao, ben trovato. Grazie. Oggi questo dessert? Questo dessert diventa una sorta di provocazione. Più che provocazione, vuol dire, ho cercato, come dire, nella, chiamiamola filosofia, ma nella gestione delle materie prime soprattutto, no? Di abbinare quello che è, come dire, la stranezza però alla prelibatezza. In che senso? Ho utilizzato un sistema di cottura, un sistema innanzitutto che è quello di andare a prendere delle melenzane, delle semplici melenzane che hanno subito un processo di disidratazione e allo stesso tempo quindi si caramellizzano, quindi diventano croccanti. Sono molto, anche perché prendo il nome di chips, no? Infatti croccano, no? Come le classiche chips che si trovano in giro. Ho creato questo connubio anche per, come dire, riproporre una sorta di norma. Norma vuol dire regola, per quanti chiaramente non conoscessero il discorso della storiella della norma, perché nasce dove nasce, però in questo caso ometto i carboidrati, quindi propongo la melenzana abbinata alla ricotta dolce, il tutto accompagnato con una salsa al cioccolato che già fin dall'epoca degli azzechi il cioccolato era molto usato insieme all'utilizzo in cucina, perché era antisettico da questo punto di vista, quindi garantiva una sorta di, come dire, igienicità al prodotto. Bene, quindi chips di melanzana con crema di ricotta e salsa al cioccolato. È un dolce dessert al piatto che viene montato espresso, in quanto purtroppo il problema è dato dall'umidità, non può essere preparato per tempo, ma viene fatto sul momento quando viene richiesto, per evitare proprio per mantenere la croccantezza della chips, altrimenti il contrario diventerebbe immediatamente molle, quindi vanificando il lavoro precedentemente fatto in precedenza. Un connubio particolare, quindi la preparazione consiste nel sovrapporre uno sopra l'altro, creando questa proprio millefoglie che adesso vi faccio notare come viene montata. Molto, molto, molto semplice nel montaggio, però vuol dire, poi alla fine chiaramente al momento in cui viene degustata e quindi si percepisce questo gusto. Io di proposito lascio la buccia affinché, come dire, perché tanti non riescono a capirlo, in quanto la melenzana è composta chimicamente per il 99% di sali minerali, quindi acqua. Di conseguenza, aggiungendo in questo caso quindi lo zucchero, dà questo retrogusto dolce. La buccia viene lasciata di proposito affinché si cerchi di individuare o percepirne quello che è, perché ti lascia un retrogusto leggermente amarogno sulla parte dietro della lingua, proprio, ecco perché dici è melenzana, però tanti nonostante ciò non riescono a riconoscerla. Benissimo, quindi 4 ingredienti per un dessert: melanzana, ricotta, zucchero e poi una salsa al cioccolato che fa da contorno un po'. Questo amaro dolce che sposa la melenzana sicuramente, come dire, è stato sempre utilizzato in Sicilia fin dall'epoca araba, che ancora tutt'oggi io mi sento di riproporre perché non guasta.
Sono d'accordissimo. Gaetano, vediamo queste esecuzioni. Sì, esatto. Vediamo l'esecuzione. La fa a disporre nel piatto. Il piatto, allora, sacca poche con carta, scusate, si sovrappone, quindi viene sovrapposta a mo' di millefoglie utilizzando un sacca poche, ok? Una torretta in sostanza. A mille foglie. Posa il croccante con la morbidezza, in questo caso. E visto che adesso è l'ora, come dire, di poterla assaggiare, il problema è dato che Tocco finale. Il finale che serve anche sia per equilibrare il giusto l'amaro, come diceva prima Roberto, ma allo stesso tempo anche fa da cornice, no? Da decoro allo stesso tempo. Guarda che bello. Beh, fantastico. Il tocco finale con per risaltarne il colore, la granella di pistacchio di Bronte, Prodotti sempre locali. della Sicilia, della nostra Sicilia. È pronto. Perfetto, mostriamolo ai nostri telespettatori. Bello, Fantastico. bello, veramente bello, bello. Questo andremo poi a gustarlo sicuramente nel nostro tavolino dall'altro lato. Ci tengo particolarmente. Benissimo, Roberto, grazie. Grazie tante per il tuo contributo. per la disponibilità che mi dà di poter, come dire, offrire queste chicche, così, che, se possiamo definirle chicche. Quindi una curiosità, quindi tu insegni? Sì. Ormai da un bel po' di anni, dal 1989. Benissimo, quindi se qualcuno volesse insomma intraprendere questa strada, questa carriera, può anche iscriversi all'alberghiero. Sicuramente, noi siamo ben accetti, predisposti a... cerchiamo di fare questo lavoro, ma è giusto che ci siano, come dire, un turnover anche a livello, come dire, non soltanto locale, ma a livello anche regionale, perché non nazionale, ma perché venga anche a livello internazionale, tant'è che abbiamo anche delle grosse figure a livello proprio di ristorazione che hanno, come dire, ottenuto grazie a sacrifici durante l'arco del tempo, hanno raggiunto degli obiettivi di massima grandezza. Per ricordarne qualcuno, Sebastiano Sbriveri, chef executive al Four Seasons di Milano, Angelo Alienò, siracusano proprio per eccellenza, è stato al Carpaccio di Parigi, adesso collabora con Robuchon Parigi, cioè sono ragazzi che sono fuoriusciti. Per noi diventa, docenti, un momento di motivo di orgoglio, soprattutto perché, come dire, Un trofeo, una grande soddisfazione. Grazie tante quindi per il vostro lavoro. Gaetano, concludiamo. Sì, concludiamo sempre ricordando che i piatti che vengono elaborati sono visibili direttamente sul canale Mangiare Bene Non Solo, della piattaforma di YouTube, e quindi in qualsiasi momento si possono andare a visionare con la scheda tecnica, con la grammatura e il procedimento della preparazione del piatto, in questo caso del dessert di oggi di Roberto. Grazie a tutti. Quindi ci vediamo presto, canale 98 Digitale Terrestre in toda la Sicilia. Ciao!